Buona giornata a tutti cari amici di Mediasport TV. Fari puntati oggi su un personaggio del Cagliari che ha dato finalmente un calcio alla sfortuna. Stiamo parlando di João Pedro, nuovamente protagonista con gol alla Fiorentina. Un mese di traverse centrate, sfiorate e parate miracolose del portiere di turno. 83 giorni dopo il gol inutile di Roma contro la Lazio, João Pedro Geraldinho dos Santos da Ipatinga ha riprovato l'emozione di dare alla palla il tocco decisivo per gonfiare la rete contro la formazione viola. E la vita così torna a colorarsi di rosa per il giocatore. Seguiamo ora insieme il servizio che abbiamo voluto dedicare proprio a JP10. Dalla regia può partire. Amici, rientrando in studio dopo aver regalato la copertina di apertura a João Pedro, analizziamo la situazione del Cagliari dopo 28 giornate di campionato. Diciamolo chiaramente, siamo al momento della verità, 10 giornate dal termine della stagione, dopo aver dato la spallata alla classifica con 3 vittorie in 5 partite, spazzando via quella che poteva diventare una crisi ingombrante sia dal punto di vista tecnico che mentale, ristabilendo così anche le gerarchie in classifica, con 6 squadre di nuovo alle spalle e 6 punti sulla terzultima. Il Cagliari a questo punto può e deve chiudere la pratica nelle prossime 5 giornate. Subito dopo la sosta, infatti, al Cagliari dovrebbero bastare altre 3 vittorie, comunque 9 punti per evitare scivolose sorprese nel finale. Anche se poi i 39 punti ottenuti lo scorso campionato potrebbero persino avanzare. Ma il distacco dalla zona rossa è rassicurante, la quota salvezza ancora indicativa e il calendario sulla carta abbordabile sono paradossalmente dettagli ora che la squadra di Maran ha riannodato quel filo spezzato al termine del girone d'andata. Il resto viene da sé, soprattutto i gol, le vittorie, le emozioni e la salvezza. Vediamo ora le dichiarazioni a fine partita in sala stampa del tecnico del Cagliari Maran e di João Pedro. La terza vittoria in casa, davanti ai nostri tifosi che ci sostengono, ci aiutano e noi li stiamo ripagando con prestazioni importanti. Adesso dobbiamo ripagare anche quelli che ci seguono in trasferta con una grande prestazione, perché attraverso le prestazioni poi riesci a portare a casa il risultato. Sono convinto che siamo sulla strada giusta anche per fare questo. Dobbiamo immaginare di essere nel nostro stadio e andare in campo contornati ai nostri tifosi, sapendo che comunque ci sono vicini. Sì, sono contento per João, perché per un attaccante trovare il gol è fondamentale. L'ho cercato da tempo, ci ero andato vicino, le sue prestazioni stanno sempre in crescendo e oggi ha trovato anche il gol, sono contento per lui. Sono contento che dei ragazzi, uno che non ha mai giocato e uno che non ha giocato da un po' di tempo, si sono fatti trovare pronti. Questo significa che lavorano bene e che la squadra per intero è nelle condizioni giuste per poter affrontare questo finale di campionato. È stata una prova importante, la squadra ha dato una grande risposta, sicuramente l'abbiamo meritato. Ci dispiace aver preso il gol, quegli ultimi minuti un po' non di sofferenza, però sai, la preoccupazione c'è sempre per non perdere tutto quello che abbiamo fatto in quasi tutta la partita, però comunque siamo stati bravi, loro sono una squadra che sappiamo le loro forze, quindi
la prestazione è stata più che meritata, i 3 punti, quindi siamo contenti. Sì, perché c'è stata una palla prima di Ciga che l'ho vista più che altro tardi, non sono riuscito ad arrivare. Fabio ha messo una grande palla, sono riuscito a leggere in tempo e anche a colpirla bene. Sta avvicinando la nascita della mia figlia, da qua i primi e i miei gol erano per Andrea, ora saranno per Elisabetta, che sicuramente verrà a darci tutta fortuna. Sì, quello che ci manca, perché una squadra quando fa prestazioni del genere in casa e poi non riesce a portarla fuori ci punisce troppo, perché il campionato ci può cambiare troppo facendo quei punti fuori che ci stanno mancando, però siamo consapevoli, ci saranno 2 settimane per lavorare bene, perché da quella partita sarà una prova importante. E rientrando nel nostro studio sport, vogliamo ora dedicare uno speciale con gli auguri a Giovanni Trapattoni per i suoi 80 anni. Da tecnico ha vinto tutto in mezza Europa. La sua carriera è costellata di successi e titoli in Italia, Germania, Portogallo e Austria, e ha allenato anche le nazionali d'Italia e d'Irlanda. Non è riuscito a vincere la Coppa del Mondo per Nazioni, ma è rimasto nella storia per aver imbavagliato da giocatore il mitico Pelé, denominato Orei. Ha conquistato scudetti ovunque, 6 in Italia con 2 Coppa Italia, una Coppa dei Campioni, 3 Coppe UEFA e una Coppa delle Coppe con la Supercoppa Europea ed una Intercontinentale alla guida della sua Juventus. Ha conquistato anche il titolo tricolore e una Coppa UEFA con l'Inter. Ha vinto il campionato in Germania con il Bayern, in Portogallo con il Benfica e in Austria con il Salisburgo. È stato il personaggio a tutto tondo in campo internazionale. Così come Garibaldi, anche lui, calcisticamente parlando, eroe di vari mondi. Seguiamo ora il servizio che dedichiamo proprio a Giovanni Trapattoni, ricordato anche a Cagliari per una parentesi non troppo fortunata sulla panchina rossoblù. La linea che può andare alla regia. Sind Sie bereit? 2 Tage später Trapps legendäre 3 Minuten und 30 Sekunden. Stelle mir die Frage, wenn Hören auf den Tisch legt meine Wörter, bitte. Es gibt den Moment, diese Mannschaft, wo einige Spieler vergessen, ihnen Profi, was sie sind. Ich lese nicht sehr viele Zeitungen, aber ich habe gehört, viele Situationen. Erstens, wir haben nicht offensiv gespielt. Es gibt keine deutsche Mannschaft, spielt offensiv oder dynamisch offensiv wie Bayern. Letztes Spiel hatten wir im Platz 3 Spitzen. Elber, Janka und Ziegler. Wir müssen nicht vergessen Ziegler. Ziegler ist eine Spitze mehr Mehmet und mehr Basler. Ist klar, diese Wörter, ist möglich verstehen, was ich habe gesagt. Dann, offensiv. Offensiv ist, wie machen wir im Platz. Zweite. Ich habe erklärt, mit diesen 2 Spielern, nach Dortmund brauche vielleicht Halbzeit der Pause. Ich habe auch andere Mannschaften gesehen in Europa, nach diesem Mittwoch. Ich habe gesehen auch 2 Tage de Training. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sieht, was passiert im Platz. Es gibt Spieler wie 2 oder 3, diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Haben Sie gesehen Mittwoch? Welche Mannschaft hat gespielt Mittwoch? Hat gespielt Mehmet? Oder hat gespielt Balder? Oder hat gespielt Trapattoni? Diese Spieler beklagen mehr als Spiel. Wissen Sie, warum die Italien-Mannschaft kauft nicht diese Spieler? Weil wir haben gesagt, viel Male zum Spiel. Haben gesagt, sie nicht spielen für die Italiener Meisters. Struz ist 2 Jahre hier gespielt, sein Spiel. Ist immer verletzt. Was erlaubt Struz? Letzte Jahre Meister geworden mit Amann, Neriger. Diese Spieler waren Spieler. Er war Meister geworden. Ist immer verletzt. Hat gespielt 25 Spiele in diesem Mannschaft, in diesem Verein. Muss er respektieren die anderen Kollegen. Haben viel nette Kollegen. Stellen Sie den Kollegen die Frage. Haben keine Mut antworten.
Aber ich weiß, was denken über diese Spieler. Müssen zeigen, yes, ich will Samstag, diese Spieler müssen zeigen mich, es sei die Fans, müssen alleine das Spiel gewinnen. Müssen alleine das Spiel gewinnen. Ich bin müde jetzt, erwarte diese Spieler, verteidige diese Spieler. Ich habe immer die Schuld über diese Spieler. Einig Mario, einer ist der andere Mehmet. Sturmsberger nicht hat gespielt, nur 25% des Spiels. Ich habe fertig. Cari amici, dopo questo servizio dedicato al grande Giovanni Trapattoni, passiamo al calcio regionale con il derby storico e sempre molto sentito tra la Montepone Iglesias e il Carbonia, terminato con un rotondo 3-1 in favore della formazione iglesiente, rigenerata decisamente dal bravissimo tecnico ex Carbonia Andrea Marongiu. Diciamo la verità, è stata una dura lezione quella di ieri della Montepone per gli uomini bianco-blu guidati dal bravo Fabio Piras, che nonostante tutto conservano il terzo posto in classifica che darebbe, tra virgolette, il diritto a disputare i play-off in questa stagione. Sugli scudi per il sodalizio iglesiente il bomber Manuel Piras, autore di una doppietta, e il solito Samuele Curreli, marcatore, fantasista, uomo in più di un collettivo che ha prodotto comunque un'ottima prestazione corale davanti ad un foltissimo pubblico. Per la cronaca la rete del Carbonia ad opera di Giacomo Sanna a 5 minuti dal termine, con un tiro all'incrocio dei pali che però non ha inciso al fine del risultato. A fine partita il tecnico rossoblù Andrea Marongiu, molto soddisfatto della prestazione dei suoi nel sentitissimo derby tra nobili decadute del calcio sardo. Meno allegro il mister del Carbonia Fabio Piras, che comunque a fine partita con grande sportività ha atteso gli avversari all'imbocco del sottopassaggio per gli spogliatoi, rivolgendo a tutti i suoi complimenti. Chiudiamo qui, cari amici, il nostro approfondimento sportivo. Grazie per la cortese attenzione. Da Renato Scanu, naturalmente, a tutti voi la più cordiale buona giornata.